Fungi che però perde il pallone, e allora Mosciatti per Marchionni che prova la conclusione, poi scarica da Maramao. C'è un'ottima opposizione da parte di Alongi che parte, palla al piede, scarica adesso su Marchionni che tenta il pallonetto, finisce di poco sopra il 7 questo gran pallone che Alongi ha dato a Marchionni. In possesso del pallone, buona l'apertura a cercare Marchionni che si gira e va al tiro, gran risposta di Rau, l'apertura verso Riccardo Mosciatti. Poi pallone centrale, buona qui l'occasione, c'è il vantaggio dell'Atletico Fiumicino alla fine del primo tempo. Danilo Marchionni per l'1-0 dell'Atletico Fiumicino. Scarica dal numero 18 Stefano Mosciatti, poi grande apertura, Marchionni sterza e c'è il 2-0 dell'Atletico Fiumicino. Lì davanti impossibile intervenire per Rau e c'è il doppio vantaggio della squadra di casa. Poi ci prova Marchionni per arrivare a siglare la sua doppietta, prova Marchionni, esce di poco al lato del porta.